Buonasera, buon lunedì, bentrovati a Corner. Ancora una volta all'indomani purtroppo di una prestazione negativa del Catania, una sconfitta. La vittoria manca ormai da 5 turni, appena 3 punti nelle ultime 5 giornate di campionato per il Catania. Ne parleremo stasera, lo faremo come sempre con Angelo Patanè. Buonasera Angelo, buonasera ai nostri telespettatori, amici. Oggi mi sono incravattato come te. Bene, proprio per mantenere un certo aplomb. Siamo tutti incravattati o quasi. Buonasera ad Alessandro Vagliasindi. Io sono incravattato, buonasera. Non è incravattato, invece il nostro Carlo Breve. Buonasera Angelo, buonasera a tutti. Grazie Carlo, vado adesso dalla nostra Giulia. Che fortunatamente non ha la cravatta. No, esatto. Non ho la cravatta. Meno male. Ciao Angelo e buonasera a tutti voi. Vi ricordo il nostro numero per poter interagire con noi, 342 771 2855. Vi ricordo anche di mandare messaggi brevi in modo tale da poterli passare tranquillamente nel nostro serpentone. A tra poco. Assolutamente scravattati, devo dire. I cugini, sì, buonasera. Noi siamo anche scavaddati. No, vabbè, ho detto scravattati. Gang, senza giacca e per fortuna senza minigonne e senza giacca e cravatta era. Esatto. Vabbè, ci ritroviamo con voi fra non molto. Grazie ragazzi. Allora, stasera abbiamo un po' di cose da vedere, un po' curiose, altre meno, tanta moviola, ma intanto come sempre c'è la nostra copertina, il racconto di questa partita giocata allo Scida, persa 3-2 dal Catania. Il racconto nel montaggio è di Ottavio Longo. Uomo contro uomo, 3-2 riesce a sbucare all'indietro per Gimenez, il controllo di Gimenez, la palla messa al centro, poi a liberare l'area di rigore, ci riprova ancora una volta Guglielmotti, quasi gol. Perdiamo però la palla, facciamo beneficio di Silva che avanza palla al piede, Silva e la girata incredibile sotto i piedi di Adamonis, incredibile. Come al solito a Silva, attenzione perché Silva può buttare l'uomo, invece prova il gol Gomez, si riapre ancora incredibilmente la difesa del Catania e Gomez mette una pallone ancora una volta, Adamonis poteva fare di più. Tutti e 11 giocatori del Catania, 2 sulla barriera, la rincorsa di Ovisac e poi il gol incredibile di Girona, incredibile la giocata di Girona, la finta di Ovisac e ci abbocchiamo come pesci lesti. Catania che può provare, non ha battuto, non ha già battata e poi la girata e il gol del Catania. Il gol del Catania che arriva. Angelo, l'azione, finalmente la palla è circolata velocemente. E chiama lo schema, stoppa, vedremo dove la metterà e poi il gol del Catania, che adesso... Come il calcio, Angelo, basta una fiammata per rimettere in piedi la partita. Andrea avanza palla al piede, Andrea all'interno della rigore, la girata, la parata in 2 tempi da parte di Alterio. La giocata di Gimenez che si sta sacrificando tantissimo e non sta sbagliando un pallone in una posizione che non gli appartiene. Incredibile, Montalto di testa ed era Anastasio, l'1-2 con Gimenez, il pallone è mezzo, incredibile. Giaquinto di Parma dice che la partita è finita, il tentativo incredibile e inverosimile di rimonta del Catania
che è iniziato dopo 60 minuti. Carlo, troppo poco, troppo amaro questo ritorno dopo Crotone 3, Catania 2. Allora, amaro del il capo. verbetto, amaro del capo magari. Sarebbe stato più dolce. Siamo in Amaro del campo. capo. E Carlo, eravate sul campo, Alessandro ha visto la partita, l'ho vista anch'io. Vorrei partire da Carlo, Chiaro, perché assolutamente sì. ancora una volta, per l'ennesima volta in questa stagione, il Catania si accende tardi, subisce, anzi era partito benino devo dire, poi improvvisamente si è spenta la luce. 5 minuti. 5 minuti. Sì. E poi però che cosa succede a questa squadra? Troppo discontinua. Cioè è come l'impressione che, forse è un'esagerazione, questa squadra decide quando e come giocare, in alcuni frangenti della partita. Poi in altri, non dico che scompare dal campo, però subisce. Il primo gol è un gol preso con difesa piazzata, tra l'altro, quindi non è una ripartenza del Crotone, deve accompagnare meglio, lì deve prendere un po' più il tempo sicuramente Castellini, perché lo accompagna troppo in maniera molle, ma lì è una topica grossa di Adamonis e quindi cambia subito gli equilibri, la squadra non reagisce, prende una grande mazzata. Probabilmente la testa dei giocatori in questo momento è molto pesante e questo gol ha contribuito a renderla ancora più pesante. Il 2-0 anche difesa piazzata, si vedono 4 difensori dentro l'area, si tira dietro Gomez, nessuno dei difensori accorcia, nessuno dei centrocampisti che si trovano vicini accorcia, gran tiro di Gomez, qualcosa in più può farla da Moniz, non è grande colpa come negli altri, ma qualcosa in più poteva farla. Il terzo gol è imbarazzante perché è un calcio di punizione calciato, secondo me, non in maniera magistrale da Giron, che ci ha abituato ad altri tipi di calcio, e secondo me possono intervenire pure Inglese e Di Gennaro su quella palla. Rimane al 50% la responsabilità anche lì di Adamonis, una parte la darei pure agli altri due che non sono intervenuti, e insomma 3-0 veramente Stendo un toro. Vorrei sentire prima di Patanè Alessandro Vagliasindi, così facciamo l'alternanza da chi ha visto la partita. Abbiamo parlato solo della parte proprio negativa, poi la parte gli ultimi positiva 20 minuti sicuramente il Catania ha dato dimostrazione che se giocasse con questa intensità, con questa voglia di non prendere gol e ritrova le proprie certezze, sicuramente la squadra ha dei valori, non sono diventati dei brocchi, è un momento difficile e basta, adesso l'ho analizzata anche con il lato positivo. Le ultime considerazioni di Carlo, ripartiamo da qui. Certamente è una squadra che ha una sua struttura, ma che ha però dei blackout impressionanti. Angelo, io penso che ieri sia arrivato al pettine un nodo importante che si era sviluppato nelle ultime settimane, è il nodo dei portieri, perché oggi parliamo di una sconfitta dove molta responsabilità ce l'ha Adamonis, è inutile negarlo, e dove invece il portiere del Crotone sul 3-2 ha fatto una bella parata su Montalto e ha bloccato la rimonta del Catania che era già 3-2. Portiere del Crotone, Portiere che tra non era l'altro, neanche esatto, una niente- cima, ma niente di straordinario. Anche nel lì c'è momento- un'alternanza, Ok. non sono soddisfatti Sala, anche loro. Sala e Dalterio, però nel momento della verità Dalterio ha parato su risposto. Montalto. E allora la considerazione iniziale, poi ne faremo tante altre, mi porta a sottolineare il cortocircuito in cui secondo me lo staff tecnico è caduto sul problema dei portieri, perché Beters è iniziato a titolare perché Adamonis era infortunato. Beters ha dimostrato di essere il titolare di quella porta fino all'infortunio di Giuliano, poi ha giocato Adamonis, diciamo alcune partite ci ha lasciato a desiderare, in altre è stato protagonista, poi c'è stato di nuovo l'avvicendamento e nel momento in cui Beters è tornato tra i pali, tra Foggia e la partita nella settimana tra Foggia e Latina, Beters è tornato titolare, poi a Torre del Greco è tornata Adamonis. Allora il calcio ci dice delle cose abbastanza elementari, che quando inizia una stagione
c'è un titolare e c'è un dodicesimo. Poi possono essere due bravi portieri, ma ci sta che l'altro portiere gioca la Coppa Italia, per esempio, e il titolare fa il titolare in campionato. Io non ho capito quel passaggio tra Foggia e Torre del Greco, perché con Latina Peters non ha demeritato assolutamente. Mi ricordo una gran parata su Peterman, il gol è incolpevole perché è un errore di Gennaro, continua con Peters, che avevi giustamente promosso per il rendimento che hai avuto nelle prime partite. E faccio una considerazione in più, Angelo. La presenza di un portiere piuttosto che di un altro tra i pali cambia l'atteggiamento dei difensori. Quando c'è stato Peters, io ho avuto la sensazione che i movimenti dei difensori fossero i movimenti più sereni, meno preoccupati, cose che invece intravedo con la presenza di Adamonis tra i pali. Si è preso il vizio di parlare più di me. No, non si può fare, guarda, abbiamo 3 minuti adesso. Io ho tutti parlato per del Patanè. portiere, ora degli altri 10 passo la palla ad Angelo. 3 minuti, Patanè. La partita 3 minuti. La partita la vince Longo dalla panchina rispetto al bravo toscano, ma tecnicamente Ma io non sono convinto. per me tecnicamente e tatticamente la vince Longo utilizzando Guerini e Silva su una corsia che ha steso sostanzialmente il Catania. Questa è la mia percezione, anche per come Longo ha preparato la partita, per quello che la squadra, il Crotone, ha dimostrato ieri sul campo. Questa è la prima annotazione, ma da questa prima annotazione ne arriveranno altre. Non voglio togliere, così come Alessandro prova così stentando a togliermi i tempi, io proverò a togliergli, e non ci riuscirò né ora né mai, un lavoro dove lui sicuramente è il mago dei suoi libroni, dove racconta con i numeri situazioni. Il numero più eclatante, Angelo, l'abbiamo anche evidenziato oggi a Corner. Ultime 5 giornate, Crotone primo, 11 punti, Catania penultimo con 3 punti, ha fatto peggio solo la Juventus Next Gen con 1 punto. Io parlerò però, quindi Alessandro, in questa striscia c'è oggi la situazione delle squadre che ambiscono a stare tra le prime e quelle che invece sono in un regresso costante. Proverò a quindi rispondere. anche il Crotone, perdonami, che oggi è capolista di questa mini classifica, evidentemente era un avversario che per questo Catania attuale magari aveva un coefficiente di difficoltà più alto di quello che immaginavamo alla vigilia. Alessandro, ciò non toglie che il Catania, che ha dei numeri che invece propendono per altro tipo di valutazioni, andava a confrontarsi con una squadra sicuramente con un impianto difensivo che era un colabrodo fino a qualche settimana addietro, e lo ha dimostrato quando è stato messo sotto pressione. 24 gol sono stati i gol subiti fino alla partita di ieri, con i 2 che subisce poi sul finale sono 26 gol che raccontano anche una storia di una linea difensiva, ma con una motivazione completamente diversa. E vorrei rispondere a tanti dei nostri telespettatori che ancora continuano a pensare, perché diventa una refrenna ricorrente. È un film già visto. Prendiamoci, la circostanza non è vera fino a un certo punto, o forse lo è, ma solo a metà. Però voglio darvi... Angelo, questa squadra ha offerto, pur in giornate più che negative, Foggia primo tempo, ieri, una reazione che la squadra dell'anno scorso non vedevo. In trasferta il Catania iniziava con una marcia e finiva con quella marcia, quindi non è lo stesso film, a mio avviso. Non è lo stesso film, ma anche perché è una società che nel frattempo si è creata una struttura, ma qui dovremmo capire quanto serva questa struttura o quanto serva a questo punto poterla rinforzare, per un semplice motivo. Il motivo quanto dura? Il motivo dura. Una pubblicità tassativa. E allora facciamo una cosa, noi andiamo con la pubblicità tassativa, dopo vi darò dei numeri, visto che ieri parlavamo di Pitagora e dell'importanza dei numeri. Che sono incontestabili. Sui numeri non ci si può contestare. Assolutamente. E allora faremo un ragionamento proprio per esplorare. Faremo il ragionamento. Sì. E poi andremo anche da Giulia, che in questo momento è trascurata, perché trascuriamo i nostri amici telespettatori da casa. Però rispondiamo a loro. Esattamente. Ci fermiamo, a fra poco.
Padane, so che devi darci questo tuo rompicapo. Sì, non è un rompicapo. Però è una considerazione importante, esatto, una sì, riflessione. una riflessione. Vado dai nostri amici telespettatori. Che sono come sempre tantissimi. Cioè, uno si Enzo? aspetta che dici, so che devi darci il rompicapo, ti do la parola. No, No. vado So. dai telespettatori. Vai, telespettatori. Meritano Giusto, la nostra vero. attenzione. Sì, Sono esattamente. tanti come Sono sempre ogni tantissimi. settimana, allora dai. Enzo scrive: buonasera a tutti, lettera di rabbia ai giocatori del Catania. Sono profondamente deluso nel vedere un livello di impegno così scadente sul campo. Mostrate il vostro vero potenziale e di onorare la maglia che indossate. Buonasera a tutti, purtroppo Toscano fa giocare la squadra con il freno a mano tirato, pensa prima a non prenderle, è troppo difensivista. Non è una squadra che fa per lui. Con questo gioco non andremo da nessuna parte. Alessandro da Catania. Ma perdoni Giulia, Sì. Toscano ha giocato sempre in questo modo, in tutte le piazze in cui ha vinto il campionato, quindi se fosse così difensivista, campionati non ne avrebbe, Non ne vinto, avrebbe vinti. così tanti. Rino scrive: buonasera a tutti, meno male che siamo partiti benino, a quest'ora eravamo in zona play-out, ogni anno la stessa musica. Nel primo tempo Catania non pervenuto, solo nei 20 minuti finali del secondo tempo il Catania è uscito fuori, troppo poco, Marco Scilichenti. Poi c'è una domanda che è molto diffusa tra i nostri telespettatori e ve la faccio. E praticamente Carlo, in questo caso, scrive: ma parlare di ritiro? No, al momento non c'è questa eventualità, almeno per questa settimana. Ok. Poteva Buonasera- essere un'idea, mettiamola così però. Il fatto che non ci si pensi è probabilmente un approccio moderno al calcio dove si evitano, se possibile, i ritiri, ma pensare che questa squadra nelle ultime 5 partite ha fatto l'equivalente di punti equivalenti ad una sola vittoria e 4 sconfitte, se fosse stato questo l'imprinting, perché poi in classifica questo raccontiamo, 3 punti che valgono una vittoria e 4 sconfitte è una condizione da portare, per quanto mi riguarda, ad una riflessione importante su un incontro ravvicinato di tutte le parti. Chiamiamolo ritiro, chiamiamolo come vogliamo. Ok. Altri 2 messaggi Ok. e dopo torniamo da Patanè. Mario scrive: buonasera a tutti, non ci sono parole per commentare la partita, dico solo una cosa, perché per giocare bene devono subire sempre gol? Venerdì speriamo di battere il Trapani, sempre Forza Catania. Un altro messaggio, Luca da Enna: per una società che ambisce alla promozione è mai possibile continuare con questo trend prendendo anche 3 gol in 35 minuti? Accontentiamoci della salvezza anche per quest'anno. Allora, Patanè, vediamo cos'è questa tua riflessione profonda. Non penso che l'obiettivo del Catania sia quello della salvezza, ma l'obiettivo, anche se i numeri danno in questo momento torto alla dirigenza, alla formazione rossazzurra, sia quello di partenza iniziale. Mi chiedo tante volte perché a volte giocatori che a Catania non hanno fatto benissimo fuori esplodono, ma questo può essere un fatto assolutamente ricorrente Un anno non è come l'altro che anno, riguarda, come sì, ma qui vi porto ad una riflessione invece un po' più approfondita. Se guardiamo la classifica dei marcatori della Serie C alla 14ª giornata, ci accorgiamo che al girone A e al girone B ci sono sul podio 2 giocatori in una squadra e un terzo in un'altra che appartenevano non 10 anni fa, 6 stagioni fa al Catania. Alla 14ª giornata Cianci ha realizzato finora 7 gol, Cicerelli ne ha realizzati 7 e Di Carmine ne ha realizzati 7. La scorsa stagione, in un anno di calcio giocato a Catania, Cianci aveva realizzato solo 5 gol. In 6 mesi. Fortunatamente 6 mesi. Che è arrivato a gennaio. Cicerelli ne aveva realizzato soltanto 1 e già ne ha realizzati 7. Di Carmine in tutta l'intera stagione ne aveva realizzati 8 e in 14 giornate invece finora siamo a quota 7. La riflessione trova ancora maggiore spunto da un altro approccio che riguarda invece i giocatori che il Catania ha ancora tecnicamente sotto contratto e che l'anno scorso hanno fallito l'obiettivo. Cosimo Chiricò, quando è arrivato a Catania con un curriculum che lo portava da Crotone ad essere uno tra i migliori esterni offensivi con 14 gol realizzati e al Padova l'anno precedente ne aveva realizzati 11. Cosimo Chiricò, che ha giocato tutta la stagione
a Catania ne ha realizzati soltanto 6. Arriviamo ad agosto e parliamo di una società che ha dovuto contenere, comprimere gli acquisti e ha dovuto utilizzare insomma, delle seconde scelte rispetto a quello che erano le proiezioni iniziali. Ma attenzione, perché Faggiano non è che ha fatto acquisti a vuoto, ha preso un giocatore che si chiama D'Andrea, che la scorsa stagione ha realizzato 12 gol e in 14 partite invece a Catania ne ha fatti 0, e un altro che si chiama Montalto, che la scorsa stagione a Caserta aveva realizzato 12 gol e quest'anno ne ha fatto 1 sul calcio di rigore. Per chiudere il cerchio, il Catania prende l'allenatore che l'anno scorso ha realizzato il migliore score nel campionato, quindi non vanno a tentoni, vanno a cercare una proiezione importante. Pensate che Toscano a Cesena, vi ricordo, ha vinto il campionato perdendo 2 sole partite in tutta la stagione. Quest'anno invece... Ma era la seconda stagione di Toscano a Cesena, questo è un progetto nuovo, quindi la scorsa, però c'è una differenza. Parliamo di un allenatore che ha perso 2 sole partite in un intero campionato. Questo cosa sta a significare tutto questo ragionamento? Cioè questa è la premessa. No, il ragionamento, poi la riflessione la facciamo tutti quanti No, insieme. attenzione perché Patanè, non abbiamo tutta la serata giro ai per fare. telespettatori. Vero è che un giocatore può avere una stagione più o meno favorevole, ma qui io reputo che dopo aver guardato, esplorato il mondo dei giocatori, l'abbiamo messo a soqquadro, dovremmo anche guardare quello che finora non è stato visto, guardato forse con grande attenzione, quello societario, una struttura societaria che parte non soltanto da una struttura di figure professionali che quest'anno il Catania ha provato a inquadrare. Arriva un direttore sportivo finalmente e quindi un direttore sportivo che però adesso è assente per ragioni di salute, e questo sicuramente parzialmente presente, ma parzialmente assente, mettiamola così Alessandro, ma non per ovviamente per scelta, ma proprio per una questione di necessità. Si dota anche di un allenatore vincente che però ha perso già più partite della scorsa stagione, ma ancora è una squadra a cui mancano campi di calcio d'allenamento, dove una squadra che continua ad allenarsi al Cibalino per poi andare al Cibali, mancano delle infrastrutture e secondo me manca un rinforzo all'interno della società che non tolga chi c'è già, ma che dia un apporto altrettanto significativo. Io penso che la partita dopo 3 punti in 5 partite, un ritiro, chiamiamolo come vogliamo, andava assolutamente fatto. Segrella non è di questo avviso, abbiamo obiettivamente delle opinioni assolutamente diverse, però probabilmente l'apporto di Bresciano, che è una figura autorevole, non basta da solo ad essere la spalla e consulente di Grella. Allora, ti sei ripreso tutto il tempo Sì, che praticamente non avevi utilizzato prima. Fra poco dobbiamo andare di nuovo in pubblicità. Una riflessione da parte di Alessandro su queste considerazioni. Una riflessione e una notizia. Allora, la riflessione è che o siamo tutti impazziti, perché fino alla 7ª giornata dicevamo che Guglielmotti, Gherardi, Lunetta, Anastasio, Verna erano tutti signor giocatori. Oggi stiamo dicendo sostanzialmente che questi giocatori non vanno più bene. Correggimi se sbaglio. Non ho detto questo, no, anzi, no. Ho detto ancora di più. Ma io non mi sto riferendo al tuo D'Andrea, ragionamento. ho detto che D'Andrea io sto facendo un ragionamento sul valore assoluto di questa squadra. Sul valore assoluto di questa squadra. Quindi o siamo impazziti tutti per quello che ho detto poc'anzi, oppure c'è da fare una valutazione più ampia in cui l'equilibrio che questa squadra aveva raggiunto con Sturaro, con Di Tacchio o con De Rose è un equilibrio che il Catania non è riuscito a surrogare sul lungo periodo, nel senso che c'è riuscito nelle prime 2-3 partite perché c'erano i risultati alle spalle. La squadra vinceva, non subiva gol, esprimeva un calcio più che discreto. Nel momento in cui sono arrivati i primi intoppi, questa squadra ha perso delle sicurezze e che si sono riverberate anche sull'aspetto tattico,
perché i giocatori che sono improvvisamente diventati titolari, ma che nelle gerarchie titolari non erano, soprattutto a centrocampo, oggi stanno andando, passami l'espressione, in overbooking, cioè stanno chiedendo a questi giocatori Troppo. qualcosa che non hanno nelle loro Però, corde Alessandro, per altrimenti esperienza non mi professionale. spiego gli ultimi 20 minuti. Annotazione, finisco. In tutta questa lente No, di poi devo dare ingrandimento, la notizia, perfetto. cioè- Sì. Sotto questa E poi lente devo dare la pubblicità, ma sotto volevo questa sentire lente anche di Carlo io. ingrandimento non Allora. viene deresponsabilizzato Toscano, il quale secondo me proprio per questo motivo di overbooking o di soluzioni che hanno contenuto le scelte soprattutto lì in mezzo al campo, che è una zona nevralgica, ho la percezione che non abbia la stessa lucidità dimostrata l'anno scorso a Cesena, no, dove ha realizzato un campionato straordinario con 2 sole sconfitte. Padane, ti E devo fermare. Vabbè, La devo fermare perché non abbiamo più tempo. E la notizia? La diamo dopo. Quanto dura? La diamo dopo, aspettiamo, dopo. aspettiamo. Carlo, fra poco vengo da te. Vengo da te, Ok. perché dobbiamo fermarci assolutamente, altrimenti non ce la facciamo più. Tra 5 minuti la notizia. Fra 5 minuti la notizia. e poi Carlo. E poi Carlo. Allora, adesso la notizia, Patanè. Assolutamente sì. Taglia Cindy. Allora, il Catania sta valutando seriamente il reintegro di Cosimo Chiricò L'avevamo in prima accennato. squadra. No, la cosa, diciamo, si sta sviluppando perché il mister toscano ritiene che possa avere da Chiricò un'arma in più da poter spendere, viste anche le difficoltà del reparto offensivo. Tant'è che comunque al libro paga. E al libro paga, un giocatore che insomma, ha uno stipendio superiore alle 200.000 euro, per capirci, e ci si chiede, dice, ma il posto in lista c'è? Sì, il posto in lista c'è perché Popovic non è in lista nel Catania e quindi c'è un posto che in teoria potrebbe occupare Cosimo Chiricò. Quindi il È una ragionamento cosa- che ha fatto, che noi, la cosa bella che devono sapere a casa, che noi questi ragionamenti non ce li facciamo prima. E allora il discorso che ho affrontato prima, che riguardava per l'appunto un giocatore che 2 anni fa è arrivato a Catania con una scia di prestazioni importanti, tra i migliori della categoria, potrebbe essere... Era il migliore della categoria. Il Cioè, migliore. Volevo fare Sì. una domanda, una tentazione, ma con quale, cioè, questo giocatore che è stato accantonato, che non si è allenato con la squadra, Chiaramente che ho adesso detto- viene ripescato, insomma, voglio dire, Chiaramente ho detto il Catania sta valutando il reintegro di Chiricò perché ovviamente le riserve che c'erano su questo calciatore per quello che non ha fatto nella scorsa stagione o che ha fatto in negativo, abbiamo visto tutti un po' quello che è successo l'anno scorso, diciamo ha rallentato le considerazioni. Però qui si parla ovviamente dell'aspetto tecnico-tattico di quello che potrebbe dare un giocatore che magari con un allenatore diverso, con Una un struttura. contesto dirigenziale diverso, magari torna a essere il Chiricò di Crotone, di Perché Padova, altrimenti- di vorrei Monza. sentire della però- prima parte, vorrei della prima sentire, parte vorrei a sentire Catania. Carlo, vorrei sentire Sì. Carlo. E Carlo. della prima parte a Catania. Sì. Di Chiricò hanno parlato loro, è giusto che ci soffermiamo su quelle che sono le problematiche in questo momento della squadra di Toscano, che ha perso un po' di certezze nell'ultimo periodo. Queste certezze sono state perse soprattutto per questioni contingenti agli infortuni dei 3 centrocampisti titolari, che nella prima parte sono stati ben sostituiti con un vestito nuovo. Il Catania giocava 3-4-2-1, ha cambiato sistema di gioco, ha iniziato a giocare col 3-5-2 con Luperini e Carpani ai fianchi di Verna e ha fatto 2-3 partite di buon livello. Dopodiché diciamo che Luperini non è il giocatore che ci aspettavamo in questo momento, non sta rendendo per quelli che sono i suoi standard e questo è anche un fattore per il quale il Catania ha abbassato un po' le prestazioni e secondo me qualche scelta, qualche certezza l'ha persa pure mister Toscano. Parlo del doppio centravanti per la prima volta nel derby contro il Messina. Parlo anche della gara di ieri dove ci aspettavamo tutti un 3-4-2-1 per gli uomini che c'erano in campo e sarebbe stato specifico con Lunetta centro-sinistra
e Jimenez centrodestra dietro Inglese, così non è stato, ci ha sorpresi anche ieri perché c'è stato di nuovo un centrocampo a 3 con Verna, Quaini, mezzala sinistra l'ha fatta pochissime volte e Jimenez mezzala destra che fa fatica in quel ruolo, fa fatica perché è distante dalla zona, Carlo, è un giocatore sprecato. da una zona, dal cuore del tre quarti avversario. Lui è un trequartista secco, non è il secondo suo me. ruolo. E soprattutto Lunetta seconda punta, sempre con spalle alla porta, ha fatto una fatica pazzesca, magari schierato da tre quarti a sinistra, avrebbe potuto pur dare una mano dietro a Castellini e Anastasio che hanno sofferto le pene dell'inferno contro Silva. Mi sarei aspettato ieri una situazione specifica non è stata, quindi si sono perse un po' di certezze. Da qui questo diciamo andamento così lento e così negativo nelle ultime 5 gare. Allora vorrei tornare dai nostri amici a casa, da Giulia, così facciamo un passaggio con i tifosi e poi andiamo dai cugini perché c'è la rassegna. Però ragazzi preparatevi, stiamo per arrivare da voi. Marco da Mascalucia, ho la mia spiegazione. Siamo partiti bene, ma la papera del portiere ci ha spezzato le gambe perché siamo deboli soprattutto psicologicamente. Nulla è perduto, vedi gli ultimi 20 minuti. La pazienza, sostantivo femminile, è sconosciuta tra i tifosi del Catania. Io la possiedo, sarà per via dei miei 74 anni, ho trascorso momenti belli e momenti brutti con il Catania. Pietro Ranno, meno male. Una domanda per Vaglia Cindy. Toscano è a rischio esonero? No. No, questa è una domanda anche molto diffusa tra i nostri telespettatori. No, abbiamo dato assoluto. la risposta, stiamo dando la risposta. Assoluto, in questo 20 momento. giorni fa era l'allenatore migliore Esatto. che il Era il Catania Mourinho della potesse Serie C. avere. Ora, dopo 20 giorni, bisogna avere equilibrio nei giudizi. Per come si affrontano le cose bisogna avere molto equilibrio. Una L'anno scorso considerazione, due sono scusa, sconfitte, lo ribadisco. Sì, Quindi certo, una considerazione su tutte. Toscano non ha avuto la squadra a pieno organico, quindi per poter valutare bene il lavoro di un allenatore occorre che, avendo una squadra a pieno organico, poi si esprima o non si esprima secondo Che quelle poi che si sono. poteva fare di più e che poi ci confrontiamo e contestiamo qualche scelta e qualche situazione è un altro discorso, però Assolutamente. il valore del tecnico non si discute. L'ultimo messaggio, poi vorrei sentire i cugini con un solo titolo per adesso, un solo titolo, preparatevi perché dobbiamo fare la sosta. Andiamo da Giulia. Salvo da Valverde. Il Catania nel secondo tempo è uscito fuori perché il Crotone sul 3-1 si è rilassato. Ha racchiuso un po'. Sul Anche 3-0 questa- probabilmente si è anche, rilassato. anche questa è una Anche spiegazione. questa è una spiegazione. Però stava per sbagliare tutti i calcoli il Crotone perché se fosse stato ancora 3 minuti 3 in più minuti ancora. la pareggiava il Catania. Allora, sentiamo i cugini. Qual è la prima pagina che ci fate vedere? La prima pagina è quella delle chianchiere dello sport. Vediamo il chianchiere dello sport. che intitola Allo Scida è uno scempio. Ci avete preso per un gagnante? Per un crotone? Per un crotone, Per un perché crotone. parafrasando la frase di un film che spero tutti abbiano visto, se no che cambio canale. Ora però dobbiamo Vai, annunciare sì, vai. il teorema della dirigenza. Esatto. In un campo rettangolare il quadrato delle fissarie di un portiere è uguale alla somma del budget sgavitato di altri due reparti. Quindi questo è Questo è un teorema questo è il titolo. dirigenziale. Ragazzi, torniamo da voi fra non molto perché ci dobbiamo fermare di nuovo. Fra pochissimo torniamo E noi dai qua cugini. Restate lì. Allora, siamo per tornare dai cugini, però Patanè ha un'altra notizia, perché questa è la serata delle notizie. Una ce l'ha data Alessandro dicendo che il Catania prepara il reintegro, Sta discute valutando in maniera E io? seria il concreta. reintegro di Chirico. E io tu che cosa fai? Oggi, Perché oggi abbiamo detto che il posto che era Esatto, di Popovic Potrebbe essere Chirico. E allora E perché? quindi io Popovic ti che dico fa? che al 90% Popovic andrà a Paternò, cioè ha già probabilmente pronta la valigia per andare a Paternò. Tra l'altro dove domenica si gioca una partita che a Carlo magari evocherà tanti ricordi, si gioca a Paternò a Cireale, quindi la partita del Catania la gioca venerdì e chi vuole andare a vedere una partita di una consorella del Catania, magari chissà
potrebbe essere anche l'esordio di Popovic col Paternò, andare a vedere questa partita. Allora, questa è la notizia. Una dirigenza energica, quella la del notizia di Paternò, Paganè. col Allora, presidente Sgarzolina. Vorrei tornare di nuovo Oggi dai faccio cugini. il Vagliasini, l'ha fatto Fai il il Paganè. Vagliasini. Ma Allora, basta sentiamo i cugini, state buoni tutti e due. Oh, dai, intanto ringraziamo Paganè per la notizia. Esatto. Prendere impegni per domenica, eh? Ma perché? Non iniziamo perché ne abbiamo levato uno? No, perché anzi, era dato uno dei, col budget che avevamo, uno dei 3 attaccanti di punta. O una delle 3 punte di attaccante. O 3 punti di budget. Esatto. Toscano analizza. Torniamo col cangiere dello sport. Esatto, mi stavo confondendo come il portiere. Toscano analizza la gara coi calabresi. Una squadra che ha delle ambizioni non regala un primo tempo al Crotone, un punto al Messina, un uomo in più al Turris, la partita al Latina, 70 minuti al Foggia e di capocannoniere al Trapani. Soprattutto. Sono molto incavolato. Anche noi. L'allenatore del Crotone Longo? Anche io sono molto incavolato. Tutti. Da parte del Catania è stata una totale mancanza di rispetto nei nostri confronti giocare senza portiere. Non si fa. Non è sportivo. Che tempismo! A neanche un'ora dal termine della partita, la società con sede in via... Non si sa. Antonio, non scegliete, Vabbè, via. la società pubblica il post sulla prevendita dei biglietti mostrando una enorme sensibilità, enorme. sensibilità nei confronti degli arrabbiati tifosi / bancomat. Torna l'imperdibile meet and greet. Bellissimo. Anche questa settimana a presenziare l'evento di cui tutti i tifosi sentono il bisogno ci saranno i 3 tesserati più in forma del momento: Matteo Stoppa, Orazio Russo e Marco Biaggianti. La rosa. Se torno in campo gliele suonano. Abbiamo nuovi investimenti. Sì, dalla prossima stagione il Catania prenderà in affitto la palestra dell'attivo liceo Principe Umberto. Il costo delle rate sarà coperto dall'aumento dell'abbonamento per la stagione 2025-2026. È conveniente anche vicino. Sì, infatti, è un tiro di schioppo. Abbiamo ancora investimenti. Sì. Ispirato dalla lungimiranza di Sciotto, che è sempre da prendere a modello. Sì. il Catania sta pensando di chiedere in prestito al comune l'utilizzo del parcheggio di Piazza Spedini per poterlo utilizzare come campo d'allenamento. Ragazzi, E anche in pendenza, quindi è perfetto. il terreno rimarrebbe in asfalto, ma almeno sarebbe più grande del Cibalino. Buono. Così lo farà a turni per allenarsi. Sì, esatto. Passiamo al resto del librino che ha una sola parola, un solo titolo. Così. Proprio. Ad Annamonis. Sì. A Crotone il Catania è inguardabile, nel senso che se lo guardi ti viene la bile. Quindi è inguardabile. Esatto, inguardabile. Ad una papera abominevole di Adamonis segue una reazione impregnata sul nulla assoluto che si concretizza con altri 2 gol acchiappati. Il terzo dei quali è difficile da vedere anche al Duca d'Aosta. Sì, è improbabile. La squadra gioca solo gli ultimi 20 minuti, giusto il tempo di fare 2 gol ed ammuccarsene al solito altrettanti. Partiamo con le interviste post gara. Come ormai consuetudine, nei momenti di difficoltà la società si trincera dietro un silenzio sempre rassicurante. Diciamo che ormai è un Sempre must della società. Facendo esporre solo i propri tesserati. Esatto. Il migliore in campo Stoppa. Possiamo e dobbiamo fare di più. Tipo giocare i 90 minuti. Esatto, Sì. tipo questa sarebbe una cosa gradita. Non sarebbe male. Il giornale ha tentato di intervistare anche Adamonis, ma purtroppo quando gli hanno passato il microfono questo gli è scivolato di mano e si è rotto. Può capitare. Mortificato il portiere, ha tirato fuori il portafoglio per risarcire il danno, ma anche quello gli è scivolato di mano. Sera d'Acia. Esatto, era una giornata che non Una andava. giornata no. Era una giornata dedicata allo svelto. Adamoni si ispira un LP. Il portiere ha ispirato un revival della famosa canzone della cantantessa. Adamonis, ma non è di burro. Vabbè, dopo Sì, questa. ci vai benissimo, devo dire. Sì, no? lo so. In edicola col resto del librino. Il regalo una sveglia con allarme impostata a 170 decibel da portare allo stadio per far arrusbicare i giocatori quando si addormentano in campo. Bello, Udi, Chiudiamo con la chiosa chiosa, del con la mitico chiosa, con la Che direttore aspetto tutta Pittera. la settimana. Come può tagliare un primo tempo del genere? Esatto. Andiamo alla stampa estera. Passiamo alla stampa estera. Abbiamo The Course Independence, giornale che, come sempre, ha l'intervista all'Ancol Ross Pelligra, che stavolta dichiara. Sono troppo contento che ne prendiamo a Blue Tech. Ora vedremo su qualche impiegato sa giocare magari a Polloni. Ok, ma perché è bravo sempre per risparmiare? Tanto sicuro, sicuro costo zero. Ok, sì, quello senz'altro.
Poi scendiamo sotto e abbiamo Catania, siamo persi, but the fish fed always from the test. È vero, è vero. Io aggiungerei all'otto. Sì. The team is smelling like Bacalao's water, but the goal is of society. Esatto. Come dire di no? Come sempre, quasi sempre è così. Passiamo al giornale sempre scientifico, sportivo che piglia Focus. Anche questo stranamente dedicato a un solo giocatore. Che è Adamonis. E Tito? Adamonis è il teletrasporto. Il portiere del Catania Adamonis apre nuove frontiere per la scienza nel campo del viaggio spazio-temporale. L'estremo difensore lituano sembra essersi smaterializzato dal primo palo, per poi ricomparire in un punto X dello spazio, del tutto fuori posizione per un portiere. Per un portiere normale, diciamo. Segnando così un passo decisivo verso il teletrasporto. Teletrasportato in un posto dove non c'entrava niente. Tuttavia, la Francia negazionista, che non manca mai, sempre. getta ombre su questa nuova scoperta, affermando: è tutto falso, quello non era il vero portiere ma solo un ologramma. Ecco perché Pensavo cartonato. Ecco perché è trasparente, esatto, è passato, esatto. Giù in basso a destra c'è una nuova sinistra. In basso a sinistra. Vabbè, mi sto confondendo di nuovo con il portiere. Diciamo che oggi appunto diciamo che hai le mani come Adamonis, esatto. La testa. Quale materiale enzimante si trova nei guanti di Adamonis per rendere così scivolosi? Parla l'esperto del settore Turi Dall'Olio. Che questo è insindacabile. Il suo è un materiale innovativo ed ecologico che proviene dalla bava delle vaccarelle. Quindi è un bioprodotto. Sì, esatto. Chiedo di poterla provare per oliare le saracinesche. Come dire di no a Turi. Invece in basso a destra, veramente a destra, un gruppo di scienziati della Uncle Lisa University sta studiando un metodo per produrre energia dalla bile intestinale. Se il progetto dovesse andare a buon fine, i tifosi del Catania sarebbero in grado, in media, di produrre 70 gigawattora. 700 gigawattora. 700 gigawattora per partita. Insomma, illuminiamo mezza Sicilia ogni partita. Insomma, così. Passiamo e chiudiamo la rassegna stampa dei giornali col quotidiano TV Sorrisi e Sfincioni. Il classico rotocalco per chi ha in programma lo Spoghi TV Cucchiti. Ok, domenica alle 21 c'è Final Sgavitation. Una holding evita una spesa eccessiva grazie alla premonizione di uno dei soci. Dopo essere scampati alla D, i protagonisti iniziano a sgavitare uno alla volta in circostanze inspiegabili, scoprendo che lo sgavito li sta inseguendo per ripristinare il suo disegno, che è quello di sgavitare. Esatto. Domenica alle 19.30 su Telecolor, Non tirate in quella porta. Per il ciclo serata horror, molto horror. Una squadra in viaggio per Crotone si imbatte in un avversario che li prende alla sprovvista perché corre. Non se l'aspettavano. Quando iniziano ad entrare in area, i nemici cominciano a tirare da ogni posizione, sicuri di bucare la rete. Così hanno fatto. La squadra, in preda al panico, fugge per 70 minuti per poi reagire gli ultimi 20 minuti quando il danno è ormai fatto. Un brutto horror. E diciamo che ha una trama come l'anno scorso. Domenica, sempre su Telecolor e sempre alle 19.30, in contemporanea, è tutto un mix, abbiamo il portiere della porta accanto. Marius, giovane lituano in cerca di sogni, emigra verso sud in una regione talmente calda da fargli sudare sempre le mani. Questo, unito alla sua sempre più crescente emozione, gli farà scivolare tutto quello che cerca di afferrare nonostante l'aiuto dei guanti. 3 film da non perdere. Un film romanticissimo. Passiamo al volo, alla 5 liscia che oggi sono 6. e cominciamo al sesto posto. Esatto. Dal catenista redazione ci sono le dichiarazioni di Toscano, che è molto ingavolato. Non so se i cugini mi sentono. Ci dobbiamo fermare, assolutamente, non abbiamo più tempo. In questo segmento ci dobbiamo fermare per forza, perché devo fare vedere assolutamente una clip che abbiamo preparato per Alessio Castellini, che ieri ha giocato la sua 100ª partita con la maglia del Catania. La vediamo e poi torniamo in studio fra pochissimo.
Allora, questo è il nostro omaggio per le 100 partite in maglia rossa-azzurra per Alessio Castellini. Adesso vado da Giulia, il nostro momento, è arrivato un momento particolare. È arrivato il momento della nostra pausa caffè. Ci vediamo tra poco. Eccoci di nuovo insieme, 5 messaggi, questa è l'indicazione per Giulia, 5 messaggi. 5 messaggi. Carmelo da Brancaleone. Buonasera, ieri ero a Crotone. Delusione massima. Quello che mi preoccupa di più però è l'atteggiamento della società. Campionato finito, programmare l'anno prossimo. Non lo so. Pippo, no, non lo sa. Ma prendere un portiere serio no? Ce lo scrive Gaetano. Ce l'hai? Ce l'abbiamo. Forza Catania, facci sognare prima na Dumiscemu, Davide Catania. Il Catania, a dispetto di chi critica per professione, è vivo. Purtroppo la vetta è ormai lontana, ma non deve mollare. Forza Catania da Gino. Buonasera, abbiamo un'ottima squadra. Gino la da sfortuna... Fiumicino, è un nostro telespettatore assiduo. E perché no? Sul web ci può vedere senz'altro. La sfortuna ci ha preso di mira. Antonio. Buonasera a tutti. È possibile che non si dica che il Catania ha giocato bene solo negli ultimi minuti solo perché il Crotone ha tirato i remi in barca? In realtà c'era già stato un messaggio simile a questo, c'era prima già l'avevamo stato. già evidenziato. Ma è una mezza verità. Vado ancora. Carmelo, ma i giocatori attualmente fuori squadra sono proprio meno bravi di quelli attualmente in rosa? Un consiglio per non prendervi di collera. Vedetevi gli ultimi 15 minuti di partita del Catania. Francesco Picanello. Ma il risultato però alla fine voglio dire è sempre quello, non è che cambia. No. In questo momento non cambia, va bene? Allora, cerchiamo di ottimizzare i tempi. A questo punto andiamo ancora da Giulia, perché guardiamo le pagelle. Da dove partiamo, Alessandro, con le pagelle? Dal migliore. Dal migliore, C'è un come migliore. al solito. E il migliore della partita giocata ieri è lui, Matteo Stoppa. Il guaio muscolare di Lunetta lo porta inaspettatamente al centro del folle progetto Rimonta, varato dopo l'ora di gioco. Una sorta di piccolo Ghostbuster che prova a spazzar via i fantasmi di bianco vestiti. Controllo morbido e conclusione liftata per rompere il suo digiuno realizzativo. Il piazzato dalla traiettoria velenosa che manda in tilt Giron e riapre la partita, ma è solo un'effimera illusione. Adesso andiamo al campetto e partiamo proprio dall'allenatore toscano con voto 5. Adamonis voto 3, Gherardi 4, Carpani che lo sostituisce senza voto, Di Gennaro 5, 5 anche per Castellini, 4,5 per Guglielmotti, 5 Raimo, 5,5 Jimenez, 4 Verna, 4 anche per Quaini, Montalto 5,5 che prende il suo posto, 5,5 anche per Anastasio, 5,5 per Inglese, 5,5 anche per D'Andrea che prende il suo posto, Lunetta 6 e 6,5 Stoppa che lo sostituisce. Severo il 4 a Gherardi, confermo il 3 ad Adamonis. Gherardi probabilmente non è nel migliore momento di forma, ma questo va... Ma non da questa partita. E il 5,5 di Anastasio è una media, tra la fase offensiva e quella difensiva. Benissimo. E quella difensiva fase difensiva ha sofferto Silva, molto precaria. che ha un passo diverso. E la media è quella. Mi dispiace perché Inglese continua ad essere sacrificato sull'altare delle scelte di Toscano. Insieme a Jimenez, Inglese è troppo chiamato a fare una fase difensiva o di contenimento, di raccordo che non può fare, soprattutto se lo devi tutelare in virtù dei tanti minuti che ha fatto, e quindi troppo distante alla porta, la posizione di Jimenez che arriva sempre troppo distante da quello che probabilmente è il suo miglior costrutto. Quindi se altre volte sono stato contento a dare 8 a Toscano, oggi quel 5 è assolutamente, chiamiamolo così, non si dice, ma di incoraggiamento. Non ha bisogno Toscano di essere incoraggiato, ovviamente. Però dell'aria aperta, ho parlato, con i cambi dell'aria aperta. È troppo tardi, sì. E non è questo, cioè, il principio cardine. Se il principio cardine è quello di mettere giocatori di ruolo in partite così importanti, lo ricomincia a fare, non ha bisogno dei nostri pareri e dei nostri consigli. Non voglio più vedere Jimenez in quella posizione scandalosa che lo sacrifica parecchio. Lui è uno
un classico numero 10, e se Toscano insieme alla squadra gli hanno dato quel numero, probabilmente a memoria bisogna dare a questo giocatore la possibilità di esprimersi dicendo gioca come sai fare, gioca dietro le punte, avremmo probabilmente qualcosa di meglio da raccontare di un giocatore là davanti. Sono d'accordo con Patenè. Come inglese. Sono d'accordo Però al volo, se torniamo sul campetto, sì? non spetterebbe a me dirlo perché le ho fatte le pagelle e non voglio sembrare autoreferenziale. No, non lo sei. Se andiamo a esaminare la linea di centrocampo, ci rendiamo perfettamente conto che il problema di questa squadra in questo momento è lì. E quindi il ragionamento che facevamo alcuni minuti fa sulla contemporanea assenza di Di Tacchio, Sturaro e De Rose è un problema che il Catania ha parzialmente surrogato sulle ali dei risultati e delle vittorie delle partite che sono coincise con questi infortuni. Dipendono dalla scelta di Adamonis. Assolutamente sì. Che diventa assolutamente sì. Però è troppo, vi devo fermare. Troppo filosofico l'approccio rispetto a quello che invece deve dire il campo. Il campo deve dire che l'allenatore ha quella squadra, quella struttura con tutte le emergenze del caso e deve mettere però il giocatore l'errore in ruolo. sul primo palo che abbiamo visto ieri lo avevamo già visto a Giuliano, quello diverso, Alessandro. Lì gli tirano una bomba, una sassata, non può fare nulla. Avremmo voluto ieri rivedere. le responsabilità sono tante. Allora magari lo vediamo un attimo. Lo vediamo un attimo. Cosa vogliamo vedere? Il primo gol. Dai, dai, vediamo il primo gol di ieri. Poi ci sono i cugini che stanno aspettando per le contropagelle. Vediamo il gol per tirare il VHS, non solo, secondo me stasera. Allora, vediamo l'azione del primo gol subito dal Catania. La Moviola è la numero 2, così magari in regia ci difesa schierata. Ecco, sì, eccolo qui. In almeno 3 circostanze c'è un possono uomo solo fare, in area. possono spendere un fallo tattico fuori area. In almeno 3 circostanze. Sì. Possono spendere un fallo però tattico. guardate, questa si fa è la bruciare ripresa nello scatto in ed area è poi- una delle prime volte In area in poi cui non puoi più intervenire perché è rigore, c'è anche eventualmente. il merito della freschezza di questo ragazzo. Ma prima fuori area Rivediamo almeno ci l'azione, sono guarda. 3 possibilità di fare il fallo tattico. No, non lo prendono, hanno passo Però, diverso. guarda, l'ultimo non riesce a Anastasio prenderlo. avrebbe potuto fare fallo fuori area. Alessandro, Anastasio. però quel pallone non può passare No, da sotto. L'abbiamo rivista. È talmente eclatante che non se merita siete commento. d'accordo tutti e due, se Sì. siete d'accordo, Noi siamo... andiamo dai cugini. Andiamo dai ok. cugini e vediamo le contropagelle. Ragazzi, lanciamo le contropagelle. 30 secondi per la top 5. Non ce la facciamo, intanto le bene, pagelle. pagelle, senza Assolutamente neanche le lanciare. pagelle. lanciamo, Vai. No, Tu sei la gioia della saggità. Adamonis 0. Ma come potti? Rappi davvero. Ai ai. Gherardi 1. Pure talmente stotto che potesse fare ruotare l'asta del restate versa. Di Gennaro 1. Ci mancava solo Totorosa a 6 anni. Dopo primo tempo segue alla perfezione un relevé, un développé, uno chassé, un assemblée, un assicuré, un malacommè, uno spenda a me e 5 gol picchiè. Castellini 1. La sua prestazione fa restare più sceneggiatore quando spiedendo partita di telecolor. Una ciova kid che fa luci per squacciare nod. Ma più davvero! Guglielmotti 0. Un'equipe di esperti ha misurato con l'intelligenza artificiale l'elettroencefalogramma mencio capo primo tempo e ha risultato che un chiatto di kid che partecipano a Temptation Island. Saimi 1. Fu ammonito pieninciata cara come si partio che Dora Crotone già ci stavano scrivendo nei pedaffi al suo giocatore. Fortuna volle che alla fine a Ciasuta fu modda come tutto il resto della squadra. Venna 1. Pare in Big Meo che sta chiudendo con la squadra del basket dei Boston Celtics. NBA, una bella biliata. Anastasio 1. Ottimo nei 5. Di giocare a briscola. Lunetta 1.
fa capire a tutti di che pasta è fatto. Una pasta frolla. Stoppa 6,5. A risulta decisivo da chiudere partiti. E quasi quasi la stava facendo pareggiare. Saprà ripetersi ai posteriori la tua sentenza. Toscano C,5. In tempi di burrasca, con una nave costruita sotto l'effigie dello sgavito, sta a te, comandante, riportare l'imbarcazione d'equipaggio sulla giusta rotta. E docosta spatti. Io ho una un po' domanda più per basso rispetto a È tornato Turi in una bella Avevo partita. una domanda per voi. Sì. Ci scrive Gino da Pachino, ma la cassetta VHS che fine ha fatto? È rimasto a casa oggi. Oggi è rimasto a casa. Ma scusate. È insieme agli elefantini. Che È in rimane. riparazione, diciamo che è in riparazione perché si è distrutto, diciamocelo chiaro. Allora ci fermiamo ancora, l'ultimo stacco e poi parliamo del Trapani, dai, a fra pochissimo. Eccoci per l'ultimo segmento, ripartiamo dal calendario del Catania, Giulia. Sì, vediamo insieme le partite che dovrà ancora giocare il Catania. Venerdì 15 novembre ore 20:30 Catania-Trapani, sabato 23 novembre ore 15 Avellino-Catania, martedì 26 novembre ore 20:30 Coppa Italia Serie C Catania-Trapani, sabato 30 novembre ore 17:30 Catania-Cavese e domenica 8 dicembre ore 17:30 Taranto-Catania. Allora, Possiamo dire che si in mezzo a tornerà a queste giocare di domenica l'8 di dicembre. Possiamo dire che in mezzo a queste partite probabilmente in mezzo a queste partite? in trasferta ci sarà qualche altra diretta. Beh, sicuramente ci sarà qualche altra stiamo- diretta, certo, allora sì, certamente, in senza- chiaro, chiaramente, su Telecolor. E grazie a chi ci segue. Certo, sempre grazie. Andiamo al prossimo avversario. Dai. E il prossimo avversario del Catania, come abbiamo visto poc'anzi, è il Trapani, che ha 14 partite giocate, 5 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte, 26 gol fatti e 17 gol subiti. Dai, impressiona, scusami Giulia, impressiona quell'11 di Lescano in 14 partite. Li ha sempre fatti. Adesso vediamo. Appunto, i marcatori sono Lescano con 11 gol, Silvestri 3 gol, Canutè 2 gol, Fall 2 gol, Udò anche lui 2 gol e Bifulco anche lui con 2 gol. No, perché c'è la mia osservazione, vado subito da Carlo. 11 gol Lescano. Ma Giocatore non lui, che una è batteria a di lungo inseguito dal attaccanti. Catania, Batteria di attaccanti di categoria superiore, a parte Lescano che i gol li ha fatti ogni anno, è ancora 28enne, quindi nel pieno della sua maturità. Anche Fall l'anno scorso, Gian Erminio 16 gol, attaccante che si completa perché è esplosivo, velocissimo, con la potenza di Lescano, e alternative Bifulco, Canutè che gioca Udò dietro le due punte, Udò, e Zuppel, ex Cirea l'anno scorso, giovanissimo di cui si parla un gran bene. Batteria di attaccanti veramente importante, squadra che ancora non ha trovato una vera e propria identità anche dal punto di vista tattico. Meno male. Una Carlo, polveriera con un presidente che un attimino ad ogni Esplosivo. pareggio, ad ogni sconfitta fa saltare il banco, però una squadra che sicuramente verrà a Catania per cercare di fare il risultato. Non c'è migliore occasione per il Catania per riscattarsi. Volevo sentire Patanè e dopo Alessandro. Guardando quei numeri ci raccontano come una squadra che è stata profondamente in crisi comunque riesca a segnare tanti gol. Significa che è una fase offensiva che funziona e giocatori che sono messi nelle condizioni. E questo è un po' il raccordo di tutto il ragionamento che abbiamo fatto finora, perché anche quando le cose non vanno benissimo, se hai la possibilità di mettere in movimento i giocatori maggiormente rappresentativi, il Trapani comunque ci riesce a farlo con Lescano, che non ha fatto sempre gol, ma ricordiamoci che D'Andrea li ha sempre fatti, che Montalto li ha sempre fatti, che Jimenez l'anno scorso ci ha fatto girare la testa giocando nel ruolo che gli appartiene e non inventandogli ruoli che in emergenza per mezza partita possono anche funzionare. Ieri il miglior momento di Jimenez è stato quando è stato messo addirittura a fare il regista arretrato, perché aveva comunque 6 metri di raggio dove poter agire.
ovviamente non è la sua posizione. Era al centro del progetto in quel momento. Non è la sua posizione, ma lo devi spostare 20 metri avanti e gli dare la possibilità a un giovane di esprimersi, perché se sbagliano i vecchi devono anche sbagliare i giovani, e le altre squadre investono sui ragazzi. È strano che il Catania ancora non lo abbia fatto, seppur con tutte le emergenze, ma le emergenze deve rappresentare anche un trampolino di lancio per i nuovi talenti. Possiamo tornare sulla grafica del prossimo avversario per evidenziare che comunque nelle ultime trasferte il Trapani ha avuto delle difficoltà, ha perso a Giuliano, ha pareggiato a Monopoli, ha pareggiato a Potenza contro il Sorrento. L'ultima vittoria esterna risale a parecchie giornate fa, quando ha vinto in maniera roboante a Potenza per 5-1. Non voglio sentir dire, Alessandro, No, è una squadra che ha dei problemi anche il Trapani, nonostante si ha la sensazione, forse perché ha fatto tantissimi gol, però è una squadra che ancora non ha risolto determinate problematiche. Anche la partita con la Cavese, che ha vinto al 90esimo, ha presentato insomma delle lacune che ancora l'avvento di Aronica in panchina non ha coperto del tutto. Alessandro, rientra Silvestri dalla squalifica, rientra anche un centrocampista importante, Crimi, e invece c'è da valutare, ci sono da valutare le condizioni di Lescano, che ha chiesto il cambio dopo il gol, quindi bisogna capire se ha avuto o meno delle conseguenze in occasione appunto della marcatura contro la Cavese. Per quanto riguarda il Catania, e poi ti do la parola, da valutare l'infortunio di Lunetta, che è uscito ieri appunto per un problema muscolare. Fra un paio di giorni farà gli esami strumentali, ma è da escludere che ovviamente possa essere disponibile col Trapani. Diciamolo adesso, a scanso di equivoci, è normale che il Trapani verrà a fare la sua partita, è normale che il Trapani arriverà col dente avvelenato, è normale che sarà un impegno difficile, ma è altrettanto normale che queste balle non le vogliamo più sentire, nel senso che non diventino un attenuante, perché tutte le squadre che affrontano il Catania hanno le loro ragioni per provare a vincere la partita. Vabbè, ma nessuna squadra va in campo per perdere la partita. Proprio perché raccontiamo sempre, o ci vengono sempre poi suggerite delle risposte del tipo: beh, questi hanno fatto la partita della vita, questi vengono da un momento critico. Se una squadra arriva da un momento critico, poi Trapani. Vabbè, anche il Catania può venire da un momento critico e cercare il riscatto. Vediamolo da questo punto di vista. In 5 partite l'equivalente di 4 sconfitte e una 3 vittoria. Punti appena. Allora, un attimo prima di salutarci, volevo sentire 2 messaggi da Giulia. 2. Giovanni da Macchia di Giarre. Buonasera, ricordiamo che le squadre di Mister Toscano rendono al meglio nel girone di ritorno. Quindi stiamo tranquilli e tifiamo sempre e solo Catania. L'ultimo Posso dire una cosa? Sì. Le squadre di Toscano in questo periodo della stagione fanno un tipo di richiamo di preparazione molto molto sostenuto, che può portare poi i frutti, come diceva il telespettore, nel girone di ritorno. Quindi non è da escludere che una concausa possa essere anche riferibile a questa preparazione così serrata adesso, dove un organico, diciamo, a scartamento ridotto magari poi non è in grado di sostenere questa preparazione con gli impegni ravvicinati. Non credo che gli errori del portiere rientrino in questa fattispecie. Parlo della condizione generale, da un punto di vista atletico. L'ultimo messaggio? Sì. Questa è una richiesta da Tino. Sì. Da quando Da da quando Vellesini si tagliò i basetti non vissumo più l'urso, fateli ricrescere. Non torni indietro. Non torni indietro. È più facile che cresca i capelli a Patanè. Prima di chiudere, siamo in ritardo, però torno di nuovo dai cugini, perché eravamo fermi e che avete chiuso tutto, ragazzi? No, assolutamente. Non lo possiamo fare. Cioè, mi serviva la top. Che cosa? La top 5? Ce l'avete? Certo, subito. Ma subito quando, ragazzi? Domani? Al sesto posto. Però veloci, c'è la legge di redazione sul post appunto che Toscano le sue direzioni. Danilo Pintabona scriva: ho faccio a diventare vegano. Ok, al quinto posto dalla pagina sempre Catania FC, Dario Siracusa invece ci dice: si sta come d'autunno sugli alberi, i malacombassi, i puppetta, i gol ammucati. Poetico. Esatto. Al terzo posto, al quarto posto dalla pagina Catania FC, Cosimo Taormina, avete lo stesso tempismo di Adamonis. Sì, per quanto riguarda i biglietti, subito dopo, diciamo, la partita persa. Sì. Al terzo posto
Al terzo posto sulla pagina I videomessaggi degli auguri di tutto lo staff alla presidente Pelligra. 150 componenti dello staff. E Merengue mi dice: ma il numero di telefono non l'avete? Una telefonata, no? In effetti ci poteva A stare. proposito di auguri, dobbiamo farli anche ad Angelo Micale. Per ieri. Esatto. Allora, Esatto. Angelo, tanti auguri, sono 110, speriamo che si arrivi presto ai 125. Lui è entrato in tripla cifra. Ragazzi, siamo fuori tempo, dai. Gli ultimi due, dalla pagina sempre di Catania FC c'è stato il grande Great Meet o qualcosa del genere. Luca Sandro Romano ci dice: l'arcivescovo ci voleva facile a benedire l'attaccanti. Segue Alfonso Graceffa che dice: Puttastro parino, che manco Parcepioni salva. Al primissimo posto chiudiamo. Sempre dal posto Catania FC del buon compleanno presidente. Auguri a Pellegra. Kevin Lanzafame dice: buongiorno, scusate una domanda, ma almeno uno compie 41 anziché 42? Grazie ragazzi, grazie davvero. Allora, grazie a Giulia. Grazie a voi, buonanotte. Grazie allora a Carlo Breve che è stato con noi, grazie ad Alessandro Magliasindi, alla prossima. grazie ad Angelo Padanè, buona serata ragazzi, grazie. Poi cugini, buona serata, alla settimana prossima. Fra poco c'è la differita di quello che abbiamo già mandato ieri in diretta. Facciamoci di male. Esattamente, Ma non lo possiamo fare dal 60° in poi, tutte no? integrate. Vabbè. Crotone, Catania da Peggio per rivedere e noi ci ritroviamo con Corner la prossima settimana di lunedì, perché la partita gioca di venerdì e non andremo in onda chiaramente di lunedì con Corner. No, e poi andremo in onda lunedì con Corner. lunedì, ma non sabato, chiedo scusa. Appunto. Mentre invece c'è una cosa da mi dimenticare, stavo la partita è venerdì, ci siamo con diretta stadio. Va bene, basta, ho finito, siamo in ritardo. Alla prossima settimana.